Contami come ti fuori su fuoco Sant'Antonio di Siferro. Tanto questi più di Sant'Antonio, tutti non riuscivano a chiamare questo a diavolo, non la sanno chiamare su da Siferro. Tanto Sant'Antonio su porcheggio. Ha scappato su porcheggio. Ma se sono anni due, Ha scappato su porcheggio. alla sta andare su porcheggio, sul diavolo, anziché su porcheggio, e Sant'Antonio è un zizzone coi, che dal lutto e che sia fuori. E che poi a fuori, poi teniamo su tutto. Ecco, grazie Antonio. Quest'anno siamo in oggi riuniti, questo sardo in continente, per stare a Sant'Antonio, come fra poco poi al suo poco, e da a onorare in oggi, magari siamo su una qualche dieci in ritardo. Ed è a Sant'Antonio e su poco, pane e pezza e corriolo e pane e pezza, Sant'Antonio e Savesta, e buona festa a tutti. Allora, qui abbiamo due ragazzi giovani, due artisti. Giannicola, presentati. Sono Giannicola, sono un organettista. Giannicola Fresu di Bultei. La voce solista. Organettista e voce solista. Cosa ci fai qua a Torino? Sono venuto per studiare e poi mi sono addentrato nel mondo dei circoli sardi. Cosa studi? Relazioni internazionali. Giannicola studia relazioni internazionali e partecipa alle feste della comunità sarda. Partecipa anche in veste di suonatore. Sì. Suona all'organetto, alla voce e alla chitarra. Alla chitarra. Sei felice di essere qui per la festa di Sant'Antonio? Assolutamente, non potevo mancare. Tu quando sei a Bultei festeggi Sant'Antonio? Sì, ce l'abbiamo anche come chiesa. Avete anche la chiesa, quindi insomma per voi è... Ok, abbiamo anche Nicola. Presente, io da grande volevo fare il paleontologo, però non ce l'ho fatta. Da Pacabba da Torino a fare operaio, a me tocca a traballare. Vabbè. Sono da UNEDAS e stanotte li abbiamo portati di qua quando accendono il fogadone. Non si usa tanto fare il fuoco di Sant'Antonio dalle nostre parti, però come suonatore ce ne andiamo spesso. Però si usa dalle tue parti, si usa suonare la UNEDAS. Esatto, allora uniamo l'utile al dilettevole. Chi è stato il tuo maestro della UNEDAS? Sono allievo con sussurrito di Antonino May e con le UNEDAS di Orlando Magia. Il grande Orlando Magia, insomma. Grandissimo Orlando. Dopo ascolteremo qualche pezzo. Certamente. Buona festa. Salute. Ora, chi abbiamo qui? Tutto bene, quando non c'è si subino, ma dopo le sei sardo o sei italiano? Questo è sardo. Il sardo, e tanto quando non c'è si subino, sul frisco arrecchiare rotto e basta la rotta. Se io lì a presentare una trubariese, questo del barì, ovviamente, poi io sono vago a chi regalo che un altro barriere. Ascolta però, dammi una cosa, tu te che fai sindaco in Torino? Io sono su Mandroni, va. No, Trebano, De Gianno sui Nolli, di Sterrao, però dai, ti sei ben integrato in questo ambiente, come ti piace questa notte. In Barie non dove stai Sant'Antonio? Certo, ho fatto questa gira passata, ho fatto un po' con mano, ho spaziato, non ci fu idea però finalmente questa tecnologia si aggiura pure certo. Vini, certe cose. Sa fortuna adesso è pur nostri esatto, ti posso presentare un altro barriere? Certo. Arrivano anche da Armungia, Armungia, Vorda. No. Su Barie sono zaghistionato. Anenau Savraiva, Siamo qui con Fausto Erbì e Manuele Cardia, due degli organizzatori di questa festa di Sant'Antonio. Del suo fuoco. Allora, Emanuele, tu sei di Barissardo. Bariesu, invece Fausto è originario di Gesturi, giusto? Diteci un po', cosa rappresenta per voi la festa di Sant'Antonio? La festa di Sant'Antonio è una festa di amicizia. Per me rappresenterà l'infanzia, rappresenterà accanto ai nasci. In Bidadua si festaia da Sant'Antonio che hanno questi minoresi. Dappertutto in Sardegna si fa. È la festa di tutti i sardi che ci unisce un po' tutti. È un modo per riunire la gente. Sant'Antonio del suo fuoco è una festa intendia. Intendia perché vento, abba, fritto sempre presente se angere sto fuoco.
Sierro è scuso, no? È la festa di Sierro. Fritto, aba, bentu, però si festa del tutto. Ditemi una cosa, i altri hai allestito un banchetto e no che chi può disfamare un esercito? No, ma questo è sto coro sardo, Anche a Salvatore. sta spuntinata sarda non te ne mai vini. E intanto è arrivato Leonardo Meloni, Da Milano. originario di Filanova Monteleone. Sai da te? Raimondo Vira. È un verso di Raimondo. Leonardo Meloni. Un verso di Raimondo Viras. A caldo ce lo dici? Eia. O sardo si ser buono, sempre sa limba tua pas presente. Non sia scheiscià obbediente, fai dente sa limba e su padrono. Casa nazione che perde su dono de salimba e scompare lentamente. Massimo si che riesce dai mente in scrittura che è in arreione. Avete organizzato una grande festa, la gente continua ad arrivare qua, guardate quanta gente c'è. Poi tra l'altro hanno apparecchiato, allora loro hanno invitato degli amici, però il tavolo è apparecchiato per più persone di quelle che sono state invitate, perché non si sa mai, arriva qualcuno in pruso, gente famiglia. Succede sempre. Stavolta è aperta. Quindi mi dicevi Emanuele che ci sono amici anche di altre comunità, siciliani, pugliesi, Piemontesi, di prima, cioè perché alla fine basta trovarsi bene, essere amici e condividere le tradizioni ci unisce. sì, questa è una cosa che noi sentiamo e lo applichiamo. Non solo sentire, non viviamo li applichiamo queste cose, ma con una naturalezza. Infatti io. Che facciamo anche fatica a spiegarlo alla fine. Sì, no? io molte volte ironizzando dico sempre, qua siamo in un'enclave sarda in territorio piemontese. Sì. Mi piace giocare con queste, che è carica di significati comunque. Partecipa qui alla festa di Sant'Antonio? Per la prima volta? No. Ormai la conosce bene anche lei. Sì. È amico di Emanuele, uno degli organizzatori. Frequenta spesso la cascina, no? Sì. Perché io ho conosciuto Emanuele che veniva a fare i tomini alla Sagra del Tomino. Di lì abbiamo approfondito e poi vengo a dargli una mano tutte le volte che ne ha bisogno. Senta, cosa significa per lei partecipare a queste feste insieme a Emanuele e agli altri amici? Socialità. Socialità. Trova qui un ambiente quindi sereno, amichevole? Assolutamente. È un ambiente che ricorda la mia gioventù anche, quando sull'Aia si facevano le varie feste e qui è simile e quindi in più si mangia bene. Allora, siamo qui con... Sono Pietro Tolomondo, consigliere comunale PD del Comune di Torino. Mi trovo qua questa sera naturalmente con degli amici proprio per condividere la festa di Sant'Antonio secondo le tradizioni sarde. Anch'io isolano però dell'altra isola del Mediterraneo che è la Sicilia, quindi mi trovo qua per condividere questa tradizione che non conoscevo, però grazie alla comunità sarda di Torino sono stato messo in condizione proprio di venire a conoscenza di questa splendida tradizione, ovvero dell'accensione di un falò, e con la benedizione del parroco che verrà fra qualche minuto proprio per la celebrazione di questa occasione. Naturalmente la comunità sarda è una comunità molto unita in Torino e c'è un senso proprio di condivisione delle tradizioni sarde e soprattutto un senso di appartenenza a quelle tradizioni caratteristiche della terra sarda che sono state trasportate in Torino e sono radicate nel territorio. S'accordavo su Pago Pago. Dio che ti ha rigenerato in Cristo dall'acqua dello Spirito Santo.
benedetta di purificare. E ora benediciamo il fuoco. Benediciamo il Signore alla loro e gloria dei secoli. Rispondiamo, benedite il Signore. Benedite il Signore. Opere del Signore. Benedite il Signore. Angeli del Signore. Benedite il Signore. Sole e luna. Benedite il Signore. Astri del cielo. Benedite il Signore. Fuoco e calore. Benedite il Signore. Notti e giorni. Benedite il Signore. Luce e tenebre. Benedite il Signore. Polveri e nudi. Benedite il Signore. Figli dell'uomo. Benedite il Signore. Santi del cielo. Benedite il Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Signore scutego, benedetta sei tu, e introdotto i femmini, e benedito tu è su frutto e si intranea tua ge. Santa Maria, mamma di Dio, pregava nosotros pecadores, come ancora, Signor de nostri amigos, Papurosi, vita dell'Ispero, Ciao Matteo! Pentoloni di pozione. Senta, fai tirare su, fai vedere solo Patate cipolle. alla televisione. Vieni qua. Accendine, Leonardo. Qua cosa abbiamo? Leonardo, Tira qua. dici cosa abbiamo? Origasa Origasa. e lardo. Poi aspetta. Fave. Io non vabbè sa fare. Quindi fai con un lardo, Fai il lardo, piatto unico. piatto tipico di questo periodo stagionale, no? Veglia. Origas e pesci. I dai, tenemos a limbas. Limba e petta. Gira uno va. Limba e petta, de ortu, tutto vegetariano. È leggero. mi raccomando ragazzi, prima di passare là. E i no, che non siete bene, è abbastanza tenanti. Bene, poi. Spostati un po', qua sono i piedini. E adesso ce li consumiamo. Piano piano. Naturalmente i pentoloni non sono scelti a caso, ma c'è una selezione in base ai tempi di cottura di quello che c'è dentro. Dell'ampullone. Sempre l'ampullone devi dire. Sempre l'ampullone. L'ampullone. Io partivo. Dimmi se Possiamo partire? Ecco, i cuocchi sono pronti Qua mettetevi di là. a far partire il cibo, si organizzano. Salvatore. Quale serviamo? Decidio Leonardo. Tieni già il piano operativo Leonardo. Ognuno ha il suo compito naturalmente. Perciò Assaggiane una. In diretta assaggio una fava, non sono fabico per fortuna. Bravo. Buonissima. di pure è buono. Sempre Nicola. Con Subipiolu che allieta l'attesa dei commensali. Il fuoco arde. Ballate comare mia, ballate comare mia, ballate comare mia. Tu ballito cadenzato, ballate comare mia, ballate comare mia, ballate comare mia. Milli grazie dare dia e a chi è l'alimentato, ma su ballito cadenzato, su ballito cadenzato, su ballito cadenzato. Niridella, niridella, niridella. Si mangia qua.
appetito! Grazie, interessante. Nonostante il freddo siamo sotto zero, infatti qualcuno si è già avvicinato al fuoco per scaldarsi, però si continua a mangiare. Buon appetito! Allora, siamo qua con Umberto, Alessandro, King Bang, Arlecchino. Allora, i ragazzi sono qui invitati da Umberto. Giusto? Giusto. Figlio di Torino. Figlio di Tonino Soro. Tu hai origini sarde, Umberto, giusto? Mio babbo, sì. Tuo babbo ti piace partecipare a queste feste? Sì, vino, birra, carne, Ci tutto quello che serve, pane, Giusto, no? ricotta, formaggio, salame, tutto quello che serve un uomo. Ok, perfetto. Senti, tu partecipi anche alle feste quando rientri all'Ollai, anche se non sei nato in Sardegna? Sì, ho fatto la leva pure, tutto quanto, a cavallo. Hai 18 anni, no? Quasi 19. Ok, e quest'estate avete fatto la festa dei 18 anni all'Ollai? Sì, la leva. Hai partecipato anche tu? Sì, a cavallo pure. Hai fatto la processione a cavallo? Sì. Ok. Samuele, il Ghionarzo Samuele. Senti, tuo padre e la tua famiglia ti hanno trasmesso la passione comunque per queste feste dove si beve, si mangia, si sta in compagnia, no? Tutto quello che potevano trasmettermi me l'hanno trasmesso. Ti piace partecipare? Sempre. E condividere questa cosa con i tuoi amici, no? Anche a loro piace. Se no si sta un po' con della gente un po' anziana, no? Bisogna portarsi gli amici, se no. Bravo. Ragazzi, a voi piace questa festa? Moltissimo, ci si diverte, amici. Cosa mi dite? Ditemi qualcosa, come vi trovate? Le persone sono cordiali? L'ambiente è molto caloroso, sembra di essere una grande famiglia. Esatto, come tutti amici praticamente. Tutti amici. Tutti fratelli. Ti ambienti subito. Allora, siamo qui con Franco che sta alimentando il fuoco prima che si spenga. Cosa che non fa che sosatero? Cosa che non fa che sosatero? Ascolta, ma Franco me devo essere tu, Devo aghe. E quanto sono scesi in Noga in Torino? No, sono arrivato io su 26 novembre 1979. Che passavo a Normeda. In Torino come ti dice il pausa? Città, come ti ha dato accolto? La città è bellissima, anche la popolazione. Senti, ma quindi sei integrato bene, ti sei integrato bene da subito nella città? Dopo il secondo giorno. Ma conoscendo la tua personalità non avevo dubbi. Ascolta, la festa di Sant'Antonio per te cosa rappresenta? Rappresenta un ricordo bellissimo della Sardegna, perché a Ploaghe noi abbiamo i terreni proprio dove c'è la chiesa di Sant'Antonio, tra Ploaghe e Cotrongiano, quindi è un ricordo di mio padre che è mancato e mio fratello. Insomma, quindi è un po' trovarti a casa tua? Sì, poi qui gli amici della cascina San Pullone sono tutti cari amici, è una cosa bellissima, familiare. Senti, ma a parte la festa di Sant'Antonio, voi qua in cascina vi ritrovate spesso, no? Ogni dia. Mangiate, bevete. Mangiamo e beviamo. Ci divertiamo, quando non siamo qui vengono da me in taverna, dove sei venuto tu. Esatto, perché anche tu hai un punto di ritrovo per i sardi e gli amici dei sardi. E noi abbiamo un problema, che abbiamo troppi amici. Va bene, non è un problema questo, Franco. Va bene, dai. Grazie mille per queste poche parole. Un abbraccio a tutti. Buona festa. E buona festa a tutti. Ciao. Tanto siamo in Noghe con Piero Locche. Piero Locche. Devo essere tu, Io arrivo da Donara, ho 48 anni, sono in continente, in Torino. E ogni tanto siamo riuniti in questa cascina, dedo più sardo, dedo tue, e come
noi siamo su questa occasione di quest'anno a Sant'Antonio e su Vogu. E cricao su essi di dovere commenti a sconnotto. Ascolta, ma in vita tua, quindi quando fosti piccino festiai di Sant'Antonio? Andavo sempre andavo a festare a Sant'Antonio, anzi, era una delle feste a manna, che apperiva da tutti i feste, apperiva da Sant'Antonio, prima di Santo Trevestiano, poi cominciai a giocare a segare e t'hanno due da ballo e canto e rostire vezza, che infatti denavo su come Sant'Antonio e su Vogu, pane e pezza e Cherriolo e pane e pezza, Sant'Antonio e Savesta. E t'hanno pianta tempo, sa gente pianta il stile di costume, sardu, e paria fino a sprusalligra sta cosa. Però dai, siamo allegro sin che pure. Siamo allegro, so due gente di ogni loco, nappo con notto di sa Banna di Sassari, di sa Costera, di Campidano, di sa Barbagia, di mia e tutto, di Donara e di Medavida. Ascolta, ma tu sei un poeta pure, no? Serde sei di Peppi Nombeleo. E che hai imparato, tu hai pure scritto poesia, sa? Io non è che ho manco imparato, tengo a volte scommettere dove natura, devo scrivere via come tenanta di un poetello a tavolino, là. No, è che... a tavolino, dai, non faccia sul modesto che sei bravo. Ma non sono improvvisatore e tanto che hanno che tengo occasione di poter scrivere, di documentare fino a cosa del suo passato, delle antichità e poi su genitori pure, là, che è una cosa a me di poter documentare. Allora, siamo qui con Pierangelo De Sena. Dove sei, Pierangelo? Di Nule. Sei originario di Nule. Senti, quanti anni sei emigrato dalla Sardegna? Quasi 40 anni. Insomma, eri giovane quindi, eri un ragazzino. Sì, abbastanza. Ascolta, la festa di Sant'Antonio? La festa di Sant'Antonio è bellissima, la serata è ottima, in mezzo agli amici, in mezzo a Sossardo, come intendiamo noi. Una bella serata, tra amici, col fuoco, porta bene. Sant'Antonio è una festa molto, molto conosciuta in Sardegna. Anche al tuo paese, no? Si festeggia? Il mio paese a Nule la fanno il fuocorone, il fuoco lo fanno a Sant'Anna. A Sant'Anna? A Sant'Anna, che è nel mese di settembre. Ho capito. Ottobre. È sempre un rito del fuoco, però... Certo, un rito del fuoco, le donne che girano intorno al fuoco, le preghiere, sempre una festa ecclesiastica, chiamiamolo così. Sei! Lista! Segui! Sette! Seisso! Sette! Settanta! Ottanta! Chiette! Settanta! Simbano! Sette! Settono! Seidesso! Sei! Tanto Antò! Sant'Antonio siamo in 9. Festando Sant'Antonio, no? Festando Sant'Antonio a tocca a Sasesta pure in continente. Quando dove sei Sant'Antonio in solo, nasci in Calais. Ollolai. Ed è quanto sono che sei disterrato? No, che so 32 anni. 32 anni. Sì, e non che mo immergalo abitudine di questa cosa di primo su. Tramandare pure in noi la usanza nostra. Ascolta, ma tu fai può tramandare o prusu cada grada sa festa? E tutte due, grada sa festa e poi pure posso zizos, posso giovani, e sigano un questa festa. La festa bighere, a noi è solo discoteca o passeggio dei tesinati, c'è un panzietto. Certo, però poi su Caffizzo tu mi è passata bene questa cosa. Sicura, bella già este. Ma grada sa festa. La grada sa festa, Ha fatto vinza a Santo Bortolo. Santo Bortolo, sorte che 8 anni sono nati in costume. E messi a Cardino, lo lai. Sì, tutta una bella figura. Questa grada uno, mannà. Perfetto. Ascolta, ma in Lollai Sant'Antonio dove stai? Sant'Antonio dove stiamo, ma suola in Suseghi. Suseghi? No, non teniamo tempo se la in su.
quando va tempo. E te fa chi è? Su un foculone organizzato? Hai un foculone e poi si cosa da mangiare tutta la vita. Poi abbuddito un patate aure. Ah, porco fa chi è? Con un po' in tre abbuddito. Lardo. Tutto, ossa e purpa e onca e tutto. Che non si che fu annuta adesso porco, no? Ascolta, invece a Fezzudo dal Maiuta sa festa di Sant'Antonio? No. Non è mai capitato? No. Che è stato in un periodo strano? È stato un periodo di scuola e quindi... certo. È stato ancora Zofanelli? 2 anni fa l'abbiamo usato su 60 anni e quindi abbiamo usato che tutto, sa piazza su e su porco abbuddito, malloneddos, su pistiddo. Ma insomma se Narzo non fai fritti non lei a barra da festare fuori? Hai fritto, ma è interessante non prova da un'ivada. Se no non gli vinto al locale da cuccare. Si festa del tutto, no? Certo. Tu sei un giocatore in murra pure? Pure, la grada, dai. Grada, ma vediamo gioia se che io amo scarcuna. Ma mi pare che dibatto. Nel senso intervistatore, mi intendo in forma. Non sai sfidare. Se non me lo più a un panzo, che vinco. Va bene, Dando, dai, buona festa. A te tanta buona. A te lo sanno. A te lo sanno il mezzo. Allora, siamo qui con Franco Marcis. Di dove sei originario, Franco? Originario sono di Sesto, Cagliari. E sei emigrato? Dal 1961 sono a San Carlo Canavese, Torino. Ma tu lo sai che sei quello che è emigrato da più tempo tra quelli che ti ho fatto stasera? Può darsi di sì. Ci sei da tanto, ecco. Ho anche 74 anni. Vabbè, però ragazzino. Insomma, sei immigrato da tanti anni. Sì. Senti, la festa di Sant'Antonio ti piace? Cosa... Io l'ho ritrovata perché quando ero bambino mi ricordo già da grande. Quando ero bambino l'avevo vista ma non mi ricordavo che festa era. E allora è successo che venendo qui con gli amici di Emanuele e tutti gli altri, Leonardo, Fausto, Vittorio e tutto, mi hanno detto ma vieni a gennaio che c'è la festa di Sant'Antonio del Fuoco. Ho detto mi sembra qualcosa e mi sono ricordato, sono tornato alle origini, brutalmente detto, che quando ho capito che la festa che ero bambino, che sono andato via, avevo 12 anni, ma laggiù a Sesto lo facevano su Vogadoni, di Sant'Antonio. Insomma, quindi per te è forse una situazione ancora più importante che per gli altri che l'hanno vissuta nel proprio paese anche da grandi. L'ho ritrovata. Sì. L'hai ritrovata e hai trovato un ricordo che forse per te era celato. Nella mente, però non capivo bene che festa era perché ero bambino e non mi ricordavo bene più. Poi non si è fatto più niente. Poi con questi miei amici ho ritrovato la vecchia Sardegna e le tradizioni, e questa è una bella tradizione. No? È una bella tradizione stare insieme, no? Sì. Mangiare. Più che tutto, a parte mangiare, bere, ridere, scherzare, perché tutto si fa tra paesani, con paesani anche, oltre paesani. Grazie mille Franco, è un contenuto prezioso questo. Grazie Enrico, un abbraccio. Rita Murgia, presidente dell'Associazione dei Sardi di Nichelino e coordinatrice della Nazionale delle Donne della Fase. Esatto. E come mi vente a fare vino giabbardente? Adesso offrono al Presidente un po' di filo ferro, che lo prendo anch'io se me lo offro. Certo, ovviamente. E scusate, tu buffo, guide gazzeo, dopo fino a marrada sainza. Ah, ecco, brava Rita. Senti, torniamo un attimo alla festa di Sant'Antonio e al tuo paese di origine che è? A Ustis noi avevo questa festa di Sant'Antonio su Vogu. Prima facevamo 5 fuochi, uno per ogni punto cardinale, e poi nel centro vicino alla chiesa. Feo Savane Manna che era del Beneita de Sovreide e poi sì che da Beneia la benedicevamo anche col fuoco. Quindi era una festa mezza pagana e mezza cristiana e come dicono di noi sardi del centro siamo dei cristiani paganizzati. Cioè no, dei pagani cristianizzati. Stessa bardente. No, comunque è vero che questa festa di Sant'Antonio ha un doppio andazzo sacro profano che alla fine è anche quello che ci piace a noi, no?
Cosa hai ritrovato oggi invece in queste persone che ti hanno invitato e ci hanno invitato alla festa, al banchetto, insomma? Ma io devo dire che ho ritrovato tanti fratelli e ho ritrovato anche un po' lo spirito che era. Io sono figlia di un pastore di capre, quindi questo ambiente lo conosco molto bene e la maggior parte delle persone che sono qua vengono dal mondo della pastorizia e ho ritrovato quello spirito di fratellanza che c'era fra noi quando io sono partita, quindi condividevamo. Oggi mi hanno invitato, Emanuele Cardia mi ha invitato e mi ha chiesto di portare delle amiche. Beh, è una vittoria questa, no? Sì. Una vittoria, perché comunque nei nostri spuntini, che non sono spuntini piccolini ma Cadonia Benedeus, c'erano uomini, donne, bambini, adulti, nonni, c'era proprio la comunità che partecipava e ognuno portava qualcosa da condividere. Qui siamo stati ospiti, però la condivisione c'è stata e devo dirvi che il rispetto nei miei confronti e nelle mie amiche l'ho riscontrato, perché questo fa parte della nostra cultura. Esatto, sono d'accordo con te. Grazie Rita, allora ti auguro buona festa e divertiamoci ora, dai. Grazie, andiamo a ballare. Andiamo a ballare, va. Applauso a Nicola Diana, signori! No, sto di solo, anche il Germano. Non c'è da fermare il solo. Lo sto battuto.